Mirella Cipolla della Fabi, un interessante convegno su stress lavoro correlato a riconoscere, prevenire e agire. Si svolgerà venerdì all'Hotel Dioscuri a San Leone. Sì, questo convegno nasce dal desiderio di promuovere un'iniziativa per la salute e il benessere nei luoghi di lavoro. Quindi la Federazione Autonoma dei Bancari di Agrigento ha deciso di trattare questo tema assieme all'INAIL, all'ASP, a dei giuristi che verranno proprio per parlare del testo unico sulla sicurezza, che parla appunto della valutazione del rischio nei luoghi di lavoro e dei rischi psicosociali che vanno messi in questa valutazione rischi. Particolarmente saranno previsti diversi interventi di persone qualificate che daranno il loro contributo al tema. Sì, avremo praticamente dirigenti dell'ASP che parleranno sia di sorveglianza sanitaria, parleranno anche di benessere nei luoghi di lavoro, avremo l'INAIL che parlerà del metodo di valutazione di questo rischio e avremo anche la consigliera di pari opportunità della Regione Sicilia, parlerà anche una giurista e parlerà di normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il mondo bancario è in continua evoluzione, ora le macchine stanno sostituendo l'uomo. Beh, diciamo che in tutte le organizzazioni del lavoro, non solo in quello bancario, la tecnologia avanza, anche l'intelligenza artificiale, per cui ci ritroviamo noi lavoratori a trovare tecnologie sempre più nuove, a riorganizzazioni repentine, anche a carenza di personale e a pressioni commerciali sempre più frequenti e quindi diciamo che l'uomo non vuole essere sostituito dalla macchina ma vuole tornare a essere al centro dell'impresa.